Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro consueto appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Visto l'enorme successo che ha avuto il video della scorsa settimana, nel quale accennavo alla nutrizione durante la gravidanza, questa settimana vorrei continuare su questo fronte e quindi parlarvi della nutrizione durante l'allattamento. Dei benefici dell'allattamento al seno, della composizione del latte materno, ne parleremo in un altro video e oggi, anche perché già il fatto stesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per i primi 6 mesi di vita l'allattamento esclusivo al seno fa capire quanto questo sia importante e quanti benefici abbia. Oggi affronteremo appunto, vi darò qualche dritta e cercherò di sfatare qualche mito sulla nutrizione durante l'allattamento. Innanzitutto non ci sono alimenti sconsigliati durante questa fase fisiologica, è una fase molto delicata in quanto non si nasce mamme. Di conseguenza non tutte le donne sono pronte ad allattare. Perciò sul territorio esistono varie associazioni che aiutano e sostengono le mamme. Una di queste è Gocce di Mamma, che è stata fondata a Cosenza e dà il sostegno, dà sostegno alle mamme che magari hanno delle piccole problematiche e pensano di non essere in grado di allattare. Partiamo dal presupposto che tutte le donne possono allattare. Naturalmente deve esserci la giusta predisposizione e il giusto sostegno. Detto ciò, passiamo alla nostra alimentazione. Considerate che nell'arco della giornata con l'allattamento esclusivo al seno si producono intorno a 700-800 ml di latte, quindi l'organismo per poter far questo necessita di un supplemento in kilocalorie, quindi un supplemento in macro e micronutrienti. Naturalmente se parliamo di una donna francamente obesa, questo supplemento si riduce notevolmente, però è fondamentale che intanto ci sia un'integrazione nei liquidi, quindi si parla di acqua essenzialmente, quindi che ci sia un aumento dell'integrazione dell'introito di acqua, proprio per mantenere un bilancio idrico adeguato per la mamma e per il neonato. Poi è fondamentale, parlando dei macronutrienti, come dicevo l'altra volta in gravidanza, anche durante l'allattamento un macronutriente essenziale sono le proteine che sono quelle che hanno bisogno di un supplemento che si aggira intorno a 19 grammi per i primi 6 mesi di allattamento e poi si riduce intorno a 13 grammi, quindi diciamo che le proteine servono intanto per mantenere la massa magra, quindi la composizione magra della mamma e poi per poter aiutare la crescita del nostro neonato. Per quanto riguarda i carboidrati, quindi soprattutto si tende a consigliare i carboidrati complessi, no? Quindi quali la pasta, il pane e non gli zuccheri semplici. La quantità diciamo che è non varia rispetto a una donna, a una dieta bilanciata di una donna che non allatta. Successivamente ci sono i grassi sono importanti, soprattutto l'olio extravergine di oliva per quanto riguarda i grassi monoinsaturi, ma anche quelli poliinsaturi, proprio per la crescita del nostro neonato, per lo sviluppo del suo sistema nervoso centrale, ma anche per lo sviluppo visivo, no? Del neonato. Quindi è importante che ci sia un introito di omega 3 adeguato. Gli omega 3 soprattutto presenti nel pesce azzurro, no?
Quindi è fondamentale mangiare dalle 2 alle 3 porzioni a settimana di pesce, anche il pesce grasso, quindi il salmone, lo sgombro, che contengono quantità più elevate di questi grassi buoni, ecco, chiamiamoli così. Successivamente, per quanto riguarda i microelementi, quindi per esempio fondamentali sono lo iodio, sempre per la crescita e lo sviluppo del nostro neonato, e lo zinco è fondamentale anche, e lo troviamo in tantissime reazioni del nostro organismo, e poi anche il calcio e la vitamina D. Diciamo che per l'omeostasi quindi delle ossa è fondamentale soprattutto inserire alimenti che contengono vitamine del gruppo B, che sono vitamine idrosolubili e che durante l'alimentazione vanno un pochino perse. Ecco, diciamo che non è necessario perdere i chili presi in gravidanza durante l'allattamento, nel senso non è necessario fare delle diete ipocaloriche, non sono raccomandate, bisogna mangiare in modo sano ed equilibrato, senza demonizzare nessun tipo di alimento, perché, ripeto, durante l'allattamento non ci sono alimenti vietati, naturalmente alimenti sani vietati non ce ne sono, quindi se parliamo per esempio di caffeina, se parliamo di alcol, questi vanno assolutamente ridotti. Però se parliamo di verdure, di frutta, quindi alimenti sani e di stagione, vanno benissimo. Perciò io vi invito a mangiare bene per voi mamme, ma anche per la crescita e lo sviluppo dei vostri cuccioli, e aspetto i vostri feedback per darvi ulteriori delucidazioni, perché come dicevo la volta scorsa anche questo è un argomento molto delicato e molto vasto. Quindi io vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.